L'alpinismo vicentino aggiunge un altro pezzo pregiato al suo già invidiabile medagliere e lo fa grazie a Mario Vielmo, celebre alpinista di Lonigo che è tornato ancora una volta in cima al mondo. Vielmo ha raggiunto la sommità del Broad Peak, una vetta di 8043 metri che rappresenta la 12ª cima più alta del pianeta. La salita e la discesa sono state lunghissime ed estenuanti e l'alpinista ha trascorso nella parte più alta del massiccio quasi un giorno e mezzo perché il vento aveva cancellato quasi del tutto le tracce verso il picco. Con lui in vetta è arrivata solamente un'alpinista peruviana, dato che il team dello scalatore vicentino non ha usato ossigeno supplementare né portatori. Le straordinarie immagini dei campi d'alta quota sono state pubblicate dall'alpinista nella sua pagina Facebook e stanno facendo il giro del mondo. Il Broad Peak sorge nella catena del Karakorum, al confine tra Cina e Pakistan, e dista appena 8 km da quella che è nota al mondo come la montagna degli italiani. Il K2, si fa per dire, è a 2 passi e l'alpinismo italiano ha grande lustro anche a quelle latitudini. Vielmo aveva iniziato la sua esperienza himalayana nel 96 proprio sul Broad Peak, senza peraltro riuscire a raggiungere la vetta. Oggi, 23 anni dopo quel tentativo e con parecchi 8000 nel palmarès, compresi l'Everest e il K2, l'alpinista vicentino ha coronato anche questo obiettivo, portando in vetta pure la solidarietà verso i malati di distrofia di Duchenne.